Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. MotoGP ragazzi, Shanghai, China. Ragazzi, terza posizione per il Comando in qualifica. Mi sto impegnando al massimo perché la moto della Barbie è deprimente ragazzi. Andiamo, start race. Pramac Grand Prix of China, Shanghai Circuit, classe 250. Dai Comandone. Cattivo Comenda, dai che il Comandone può far tutto. Ho ricevuto commenti negativi con scritto Comandone è una moto di merda. Avete ragione ragazzi, ma voglio dimostrare al mondo che ce la posso fare così. Comunque ragazzi, su MotoGP 13 ci sarà il buon Guidone Meda, quindi la telecronaca affidata al Comandone Veneziano e a Guidone Meda. Pensa ai vaneggi ragazzi, non vedo l'ora. 21 giugno Day One MotoGP e parto subito con 10 video ragazzi. Ma adesso concentriamoci perché la Cina può essere la prima vittoria per il Comandone, ma stiamo calmi. Il Sic è secondo, ecco, già sbagliato e vai. Intanto bandiera gialla. Simon cade, il piccolo Simon cade. Finora ha vinto solo Simoncelli, il grande Sic. Bautista e Sic si contendono la prima posizione. No Comandone, no dai, no. Dai che è un'occasione d'oro. Callio e Barberà. Pavesini, vabbè ma che sì, però ragazzi, io sto facendo i miracoli con sta moto. C'è un po' di fortuna magari, dai. Cioè già essere partiti terzi è un miracolo di proporzioni obese e interplanetarie. Dai, voglio il primo podio, non me ne frega una minchia. Pavesini è terzo. E che sti rettilini qua rompono il cazzus. Dai Comandone, dai, 2.35, dai, vabbè. Ma mangiatemi il cacchius. Occhio, scusate ragazzi, ma con la moto della Barbie sono concessi almeno un po' di magheggi comendiani. Dai ragazzi, dai. Comunque ragazzi, su GP4 i campionati sono sospesi per il momento. E allora intanto registro una gara. Scusate ragazzi, una gara per ogni mod, così insomma almeno illustro le varie mod e dopo vediamo di sistemare. Madonna, singhiozzo il comendiano. Che domaroni. Quindi faccio una gara col mod 2005, una con la 2006, una con la 2007 e così via. Così intanto vi godete le mod e dopo vediamo di sistemare per i campionati, perché mi sono rotto veramente le balotte. Tanto adesso appena esce MotoGP ragazzi ci concentriamo alla grandissima su MotoGP. Veramente un gioco che anche sul canale sta andando alla grande. Io non me l'aspettavo sinceramente. Voi sapete, io registro comunque, a me piace, ma però sono sincero ragazzi, mi viene anche ancora più voglia di giocare con tutti con questa gente vogliosa di vedere il Comandone dominare con la moto della Chicco e della Barbie. Comunque ragazzi, grazie ancora per i 5.000 iscritti, siete fenomenali. Questo canale va avanti solo esclusivamente grazie a voi. E se diventiamo un po' di più ragazzi, voglio fare come fanno i big. Voglio fare il raduno del Comenda, ma in maniera un po' diversa, un po' pazza, fioi. Però devono essere almeno in 10.000, perché sennò ci troviamo in troppo pochi. Un raduno magari a Venezia. Però l'obiettivo numero 1 non è mangiare ragazzi, quindi avete già capito. Mi piacerebbe conoscere tutti i miei iscritti, cazzo. Siete secondo me siete dei fighi di proporzioni bibliche. Occhio, sta curva mi sta sui maroni, c'ho niente da fare. Dai, meno il podio, cazzo. È che nei rettilini soffro come un maiale, come un maialino. Barberà mi supera. Hector mi pare, Hector Barberà. Vai, anche Espargaro.
Dai Comendone, vola, vola con tanto fiato in gola. Mio nonno si innamora, la la la, vola. Mangiami il paccotto, dai, 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 dai. Dai, serietà adesso, ultimo giro di classe. Cioè, sono quarto con questa moto, ragazzi. Cioè, minimo pipponi da tori, fiori. Cioè, minimo. Dai che voglio il primo podio. Dai, Comendone, cazzolina, cazzoletta. Dai, Comendone veneziano, dai, Comendone. Vai, veneziano, domina. Domina la scena, veneziano. Dai. Dai che voglio il podio. Ti prego, il primo podio. Bella sta curva, ah, ho dovuto frenare. Mancano poche curve. Separano da Comendone da un terzo posto. Incredible. Sorpasso micidiale, ma ancora Barberà. Mamma mia che duello per il podio. Mamma mia che roba. Mamma mia che roba. Qui a Shanghai. Caduta di Abram. Allah. Vai. Caduta di Abram. Adesso dobbiamo fare a sportellate, ragazzi. I primi due sono impattibili. Bautista e... Sì, niente, nei rettilini sono una pippa obesa. Bravo, come da calma. Dai che voglio il podio. Dai che voglio il podio con la Yamaha indonesiana. Merda, ah, ho frenato un po' troppo forse, oddio no. Ti prego, ti prego, ti prego, No, no, bastardo. Bastardo quarto, che sfiga. Che sfiga di proporzioni cosmiche. Però un quarto posto pesante. Come non lo so chi. Classifica siamo quinti, ragazzi. A 38 punti va la Simoncelli, sta dominando. Mamma mia il Sitz. Che fenomeno, porca puttana. Non ci voglio neanche pensare. Sinceramente il Sitz vive ancora in noi, fioi. Prossima gara. Ok, siamo in Francia. Siamo in Francia. Allora, ragazzi, però io voglio far vedere una cosa. Allora, classe 250. Io ho preso la... Allora, ragazzi, adesso devo confessare un piccolo segreto comendiano. E quindi, ragazzi, chiedo scusa a tutti. Perché ho preso la Yamaha per Tamina Indonesia? Per un semplice motivo. Perché quando sono andato alla scelta dei contratti, io ero convintissimo che la Yamaha fosse la moto più... Cioè, di quelle scarse la prima. E invece era l'ultima. Se no avrei preso, non so, quella che c'era. Non so che moto potevo prendere, la Repsol forse. Quindi è stato quello il mio errore. Io pensavo fosse la prima delle scarse, invece era l'ultima delle scarse. Però ragazzi, così ce la godiamo di più, perché un Comendone in Indonesia conquisterà il mondo. Quindi ragazzi, anche perché Tori mi ha già promesso che se riesco a fare una stagione grandiosa in 250 con la Indonesia, avete capito, quindi sinceramente va bene così. Ok raga, dopo ste cagate pazzesche andiamo in Francia per staccare il biglietto per una vittoria fenomenale. 14esimo in qualifica. Dai che possiamo ancora rimontare posizioni. Dai, che ho mancato il podio per pochissimo, ragazzi, per neanche un decimo, veramente una sfiga colossale. Non ho spiegato i motivi dell'errore. Io non avrei mai preso sta moto di merda, però è andata così. Pazienza. Dai, dobbiamo guidare aggressivi, cazzo, non me ne fotte niente. Vai Comendone. Voglio sto cazzo di podio. Siamo già ottavi intanto, bene. Dai Comendone, vola. Vola Venetian, vola. Comendone. Sono molto concentrato, ragazzi, scusate, ma devo fare assolutamente un buon risultato anche alle Mans. Caduta.
Non ho visto chi, ma qualcuno è caduto davanti. Mamma mia, che sofferenza con sta moto. No, no! Commendore no! Mi ha buttato fuori. Ma dai, frociazzo che non sei altro, ma dai. Ma vaffanculo, merdoso figlio di puttana. Comunque 23esimi sono 24, c'è un ritiro forse. Non ci credo. Che ladrata, maledetti. Maledetti. Adesso faccio la rimonta della vita. Adesso faccio il rimontone comendiano, vai. Comunque la mia il mio compagno è ultimissimo, madonna, che moto di merda che ho. No, sono miracoloso con sta moto però, Sono miracoloso, dai comendone. Adesso voglio la super remontata, non me ne fotte ugaz. Vabbè, licenza comendiana qua non me ne fotte niente, mi buttano fuori sti figli della mignota, cioè. Andate bene a cagare, cazzo. Dai, comendone, dai. Buttati, derapone. Mamma mia, quanto sto rischiando, ragazzi, non me ne fotte niente. Sto rischiando come un animale schifoso. Dai. Dai, siamo già decimi, rimonta indescrivibile. E abbiamo ancora un giro pieno. Dai, comendone, un giro di passione adesso. Dai, almeno tra i primi 5, cazzo. È durissima, ma il comendone ci prova. Bravo, mamma mia che rischi, qua ho esagerato. Ho esagerato qua. Vabbè. È troppo scarsa sta moto, non ci posso fare niente. Ho fatto l'errore. Mi piacerebbe finire tra i primi 3 in classifica, ma davvero durissima. Anche perché vorrei passare in MotoGP almeno con un podio, cazzo. Dai, almeno nono. Mamma mia. Forse è caduto Simon. Sì, è caduto e io godo. Nona posizione, ma che merda. No, ma non puoi fermarti così, però. Vai in curato mare. Quella caduta mi ha proprio beffato. I tuoi coglioni. Sarà veramente duro arrivare terzi, Nono posto orrendo nel comendone. Anche se con questa moto è sempre un bel risultato. Il Sitz vince ancora, ragazzi, cioè non ho parole. Siamo ottavi in classifica assoluta, mamma. Siamo tutti là, è vero, però. Mamma mia, che tristezza, fiai. Vabbè, Mugello, questa è stata la mia prima vittoria. Ragazzi, vediamo di fare un buon risultato. Il diluvio, 24esimo. Male, ragazzi, male. Piove anche in gara. Un momento difficile, Ma guarda, se devo sbagliare così con la moto della Barbie è migliore, vaffanculen. Guarda, va, nel ritirino finale, saprò tante di che bombe. Vedete, la prima gara che ho vinto in 125 faccio cagare.
Dio mio. Che tristezza. Sarà veramente una stagione durissima, Stagione proprio durissima per il Commendone veneziano, con la moto più orrenda del gioco. In confronto alla KTM era una moto mondiale. Cioè, penultimo sono. No, in questo tracciato veloce non posso fare niente con sta moto. Devo prendere dei rischi incredibili se voglio fare qualche punto, ragazzi. Ah, che demoralizzato che è il Commenda. Sto pagando un mio errore. Ventesimo, neanche in zona punti, fioi. Mamma mia, oh. Poi piove anche, quindi è proprio una sfiga cosmica. Adesso qua prendo le bombe in rettilineo. E ne supero uno forse grazie alla scia, no, e vai. Guarda che cariola. Dai, almeno 15esimo, almeno un punto irridato. Mamma mia, la moto parte sempre di culo, fiore, non c'è niente da fare. Adesso devo lottare per il 18esimo posto. Cadutona intanto per Locatelli. Almeno guardare una posizione. Quindicesimo, dai, tentiamo una rimonta bestiale, dai. 14esimo, piano piano, zitto zitto, il Commendone prova a fare qualcosa di incredibile. No, sono caduto, niente da fare. Finisce qua la gara. Finisce qua la gara. Finisce la gara per il Commendone veneziano. Neanche un punto, ragazzi. Mondiale veramente, veramente difficile. Porca puttana! Troppo scarsa sta moto, troppo scarsa. Ma guarda che roba, man. Ultimo giro. Non porto a casa neanche un punto nella gara di casa, Scusate il gioco di parole. Ora qua c'è il mio compagno, chiaramente ultimo. Dopo la moto più scarsa, incredibile, incredibile. Ah, che pollo che sono stato. Mamma mia che rischio ancora. Sta moto fa proprio schifo, Sulla pioggia è una merda ancora di più che sull'asciutto, cioè. E poi se non faccio risultati non ho neanche upgrade, non vado neanche su. Ah, che stagione fallimentare. Devo fare un miracolo per recuperare in campionato e arrivare almeno in posizioni dignitose.
Bravo Comendone, dai, salviamo la faccia almeno. Dai, almeno 2 punticini. Se non c'era l'errore magari arrivavo ottavo. Però comunque cambia poco. Dai, supera sto Pesek. Dai, niente da fare. 14esimo e vai. Vince Barbera, il Sitch perde proprio in casa, peccato. Classifica, El Marchetto è ottavo a 47 punti. Il podio è distante, vabbè, chilometri. Siamo un po' indietro ragazzi, ma possiamo ancora recuperare. Prossima gara Catalogna. Ragazzi, un saluto del Comendone veneziano, sono un po' triste, stagione veramente difficile. Ciao a tutti dal Comendone veneziano. Ciao!